Va bene, buonasera a tutti, benvenuti a questa conferenza. Oggi come relatrice abbiamo la professoressa Sara Ferrando. Sara Ferrando è una biologa, docente di anatomia comparata, di evoluzione dei vertebrati, di tanti corsi. È specializzata nell'anatomia macro e microscopica, nello studio dei sistemi sensoriali di pesci, in particolare i pesci cartilaginei, ma oggi ci parlerà di un argomento particolarmente interessante, cioè i rapporti tra organismo, quindi struttura, forma di un organismo e da questa forma dell'organismo cosa si può dedurre riguardo alla biologia, diciamo, dell'organismo stesso. Sara Ferrando fa parte del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita dell'Università di Genova. Ha scritto un numero enorme di lavori. La conosco da quando è entrata studentessa nel nostro Dipartimento. Pochi anni fa. Pochi anni. Bene, ti do la parola, grazie per essere mille. Qua e ti sentiamo con molto piacere. Grazie mille, grazie a voi di essere qua. Allora, intanto per cominciare faccio una precisazione, come ha detto il professor Pestarino e come c'è scritto nel titolo, parlerò di forme e sappiamo che le forme reali degli oggetti nel mondo reale sono tridimensionali e per gran parte però della mia presentazione... È acceso? Sì, si sente. Per gran parte della mia presentazione parlerò di forme bidimensionali proiettate sulle mie diapositive e quindi vi chiedo di seguirmi lo stesso, anche se all'inizio sembrerà una cosa un po' scollegata dalle forme reali, perché poi arriveremo ad un certo punto della presentazione a dire che tutto quello che avremo detto varrà anche per le forme tridimensionali, quindi per le forme nel mondo reale, diciamo così. Come avete sentito, mi occupo di anatomia comparata, e di fatto è lo studio dell'anatomia degli animali, nel mio caso dei vertebrati, dei pesci, comparata perché di fatto oltre a studiare l'anatomia si fa una comparazione tra specie diverse, tra gruppi diversi e quindi vengono fuori dei ragionamenti che possono essere funzionali oppure evolutivi e quindi più interessanti che quelli che si possono fare guardando l'anatomia di una singola specie. E all'interno dell'anatomia, comunque che è la base di questa scienza, ci sono diverse domande. La domanda di base è come sono fatti gli animali, ma dentro il come sono fatti ci possono essere tante sottodomande, ad esempio quali tipi cellulari li compongono, quali tessuti, ma una delle sottodomande è che forma hanno, no? Che forma ha l'organismo intero e anche che forma hanno le sue diverse parti, un certo osso, oppure un'ala, un arto, un organo qualsiasi. Quindi la forma è importante nello studio dell'anatomia degli organismi. E, diciamo, noi anche nella vita di tutti i giorni, fuori dalla scienza per così dire, ci basiamo tanto sulla forma. La forma è la cosa che ci definisce, ci aiuta a definire cosa sono gli oggetti che ci circondano, perché ogni oggetto reale, è vero, ha una sua dimensione, un suo peso, un materiale di cui è fatto, quindi un colore, una texture, ma tutte queste cose quasi sono a contorno, perché è la forma effettivamente che ci dice che cosa stiamo vedendo, no? E infatti lo possiamo capire anche guardando un'immagine semplice come questa, dove noi vediamo solo due forme, come vi dicevo, non tridimensionali, ma semplicemente bidimensionali, e senza avere informazioni sulla reale dimensione e aspetto, colore, tutto di questi due oggetti biologici, diciamo così, riusciamo a capire che cos'è uno e cos'è l'altro, banalmente per la forma. Anche se sono abbastanza simili, perché se andiamo a vedere hanno comunque entrambi 4 zampe e così via, però potremmo dire che cos'è che ci fa capire, com'è che riusciamo a colpo d'occhio a dire che uno è un cane e uno è un gatto. Per esempio potremmo dire perché il muso del cane è più allungato, l'orecchio non è a punta ma sembra curvo, però se anche cerchiamo di renderli più simili, per esempio con queste immagini, ecco che iniziamo a vedere che anche se l'animale sulla destra al muso corto, all'orecchio aguzzo, di fatto non lo confondiamo con un gatto.
sarà per la curva della schiena, sarà per la curva più morbida delle zampe, ma ci sono dei dettagli che anzi ci aiutano a dire addirittura che questo potrebbe essere una razza tipo bulldog e l'altro invece è appunto sempre un gatto. Quindi siamo abbastanza bravi a riconoscere le forme, le riconosciamo facilmente. Siamo un pochino meno bravi a volte nel capire quali sono le parti delle forme che ci aiutano a riconoscerle. Non sempre è semplice e banale dire vabbè, l'ho riconosciuto per via di questa curva, quanto doveva essere curva la schiena perché capissimo che era un gatto rispetto a un cane. E noi utilizziamo le forme anche in tanti, come posso dire, tanti processi, anche un po' diciamo in cui siamo specializzati come specie. Per esempio il riconoscimento dei volti è vero che richiede tutto un circuito all'interno dell'encefalo a parte, ma di fatto è basato sul riconoscimento di forme che a volte sono diverse per dettagli veramente piccoli. Oppure la lettura stessa, che pure è di nuovo complesso come processo, parte comunque dal riconoscimento della forma delle lettere, a prescindere dal font che può essere molto diverso o anche dalla calligrafia più o meno bella. Quindi siamo abbastanza bravi. Andando ancora un pochino più, semplificando ancora le forme ma guardandone un po' di più, qui ho messo tante sagome e di fatto un po' si somigliano perché abbiamo per tutti questi oggetti una parte sottile, una parte larga e ognuno è un po' diverso e di nuovo praticamente non facciamo tanta fatica a riconoscerli. Probabilmente tutti voi avrete capito, quasi tutti questi oggetti, forse tutti, no? Che cosa rappresentano. Quindi qualitativamente ci siamo. Se però dovessimo, come dicevamo prima, metterli in ordine e dire quali di questi si somigliano di più e perché, e riusciamo a quantificare quant'è questa somiglianza, perché nella scienza poi noi non vogliamo solo essere qualitativi, vogliamo essere quantitativi. Quindi quali di queste sagome sono più simili? Potremmo dire per esempio la prima in alto, che è una racchetta da ping pong, è abbastanza simile alla padella che c'è lì, però ci sono dei dettagli che ce le fanno riconoscere effettivamente, ma in percentuale quanto sono più simili tra loro e non rispetto al cucchiaio o il microfono? Non è semplice quantificare. Sto facendo tutta questa tiritera, diciamo, per portarvi a questo. Nelle prossime slide cercherò di darvi la soluzione a un problema che forse non sapevate di avere, come si suol dire, cioè siamo bravi nel riconoscere qualitativamente le forme, siamo un pochino meno bravi nel dargli una connotazione più quantitativa, ma nella scienza è proprio quella che ci serve. Vogliamo quantificare, perché se riusciamo a dare dei numeri e dei valori quantitativi alle forme, possiamo fare dei ragionamenti un pochino più spinti all'interno della scienza, poter fare della statistica, poter verificare relazioni tra la forma e la funzione in modo più preciso. Queste sono forme molto semplici, ma come ci ricordava qualcuno, diciamo nel mondo biologico abbiamo infinite forme meravigliose, quindi in realtà forme ben più complesse di quelle che abbiamo visto, anche tridimensionali, come già accennavo prima, anzi tutte tridimensionali, e molto complesse da capire, da confrontare, quindi un sacco di problemi possiamo avere per cercare di quantificare la forma degli oggetti biologici. Possiamo vedere un esempio un pochino più biologico rispetto alle sagome che abbiamo visto prima e siccome, come giustamente ha detto il prof Pestarino, mi occupo di pesci, come animale, diciamo, ad esempio ho preso alcuni pesci. Questi sono 20 disegni che ho preso da un catalogo FAO del 2016, quindi non sono pesci inventati, sono effettivamente il disegno di riferimento per 20 diverse specie. Si somigliano abbastanza, però alcune hanno una forma un po' diversa dalle altre, soprattutto per la coda, forse per la forma del corpo, e di nuovo ci possiamo trovare nel problema di dire ok, li vedo, alcuni sono più simili di altri, ma come quantifico quanto è simile un pesce rispetto all'altro? E come faccio a quantificare, ad esempio, qual è la parte della sagoma del pesce o della forma del pesce più diversa rispetto a tutti gli altri o più uguale, no? Abbiamo questo problema. Di solito in biologia si cerca di semplificare, quando il problema è troppo complicato si cerca di prenderlo a pezzi, per così dire. E quindi una cosa che si può fare è, invece di considerare l'intera forma, è cercare di prendere dei punti descrittivi.
ok? Così non devo più preoccuparmi di ogni singolo pezzo, diciamo così, della mia forma, ma posso dedicarmi a dei punti che io scelgo e che ritengo siano descrittivi delle forme che mi interessano. Questi punti generalmente vengono chiamati landmark e devono avere una caratteristica fondamentale. Io devo poterli ritrovare tutti, in questo caso ne ho messi 20 su questo pesce, devo poterli ritrovare tutti e 20 in tutti i pesci che voglio analizzare nella mia indagine, e devono essere ben riconoscibili in modo da non sbagliare dove li vado a mettere. Diciamo che in un linguaggio biologico li definiamo punti omologhi, cioè dei punti che hanno un riferimento anatomico fisso e chiaro, di modo che io non mi posso sbagliare, e quindi avrò per esempio il punto 1 nella parte più anteriore della premaxilla, che è l'ossicino più anteriore della bocca, il punto 4 nella prima inserzione della pinna dorsale e così via. Quindi devono essere riconoscibili e sono i miei landmark. Non tutti i punti del pesce possono essere landmark, per esempio un punto casuale sulla schiena sul fianco dell'animale non può esserlo, perché nel momento in cui prendo un'altra specie che magari ha una forma diversa, una dimensione diversa, non so più dove metterlo di preciso, quindi non è confrontabile. Invece i landmark lo possono essere sempre. Una volta che io prendo questi landmark, che cosa posso fare? Intanto qui c'è un elenco che non leggiamo chiaramente nel dettaglio, ma che ci vuol dire ognuno dei punti ha una sua descrizione, quindi posso sempre riconoscerlo e trovarlo nei miei diversi pesci in questo caso. Ribadisco che stiamo vedendo dei pesci, ma potrebbe essere qualsiasi altro animale o anche una parte di un animale, per esempio tutte ossa, tutti omeri, oppure tutte ali di farfalle o denti, qualsiasi cosa. Ok, quindi io devo poter trovare nel mio oggetto biologico i landmark e definirli bene e trovarli in tutti. A questo punto un approccio classico, quella che viene chiamata morfometria classica, è, una volta selezionati questi landmark, misurare le distanze. Ho messo questi puntini, posso misurare le distanze tra i vari puntini, ok? È già qualcosa. Non è del tutto svincolato, anzi vedremo non è per niente svincolato dalle dimensioni dell'animale, quindi è descrittivo della forma, prendere queste distanze, ma non è proprio descrittivo della, diciamo, tiene anche conto della dimensione, quindi non è ottimale. Comunque la prima cosa che posso fare è effettivamente prendere le distanze, misurare le distanze tra i landmark. E per esempio se noi vogliamo misurare tutte le distanze tra il primo landmark e gli altri 19, perché sono 20 in tutto, andrò a misurare 19 distanze su ogni mio pesce. E se invece voglio calcolare le distanze di ogni punto da tutti gli altri, un animale piccolo avrà tutte misure più piccole, anche se la forma magari è identica. Allora quello che posso fare, sempre nella morfometria classica, è fare dei rapporti, chiaramente. E quindi per svincolarmi posso considerare non più le distanze secche, ma fare una divisione, quindi un rapporto tra due distanze, e vedere quindi le proporzioni. E questo si può fare, per esempio lì è rappresentata una divisione che ci fa vedere che potrei mettere sopra, diciamo sopra la linea di divisione la distanza tra il landmark 1 e 10, che sarebbe la lunghezza totale del pesce, e magari sotto al denominatore la distanza tra 4 e 16, che di fatto sarebbero più o meno l'altezza del pesce, e quello mi dà un po' la proporzione. Pesci più affusolati avranno un numero diverso rispetto a pesci più tozzi, diciamo. Invece se i due pesci hanno dimensioni diverse ma la forma è identica, avrà lo stesso numero, e quindi questo mi può aiutare. Però a questo punto ho un problema. Io ho misurato 190 distanze diverse. Quali coppie devo usare per descrivere la forma del mio pesce? No? Quali di queste coppie posso usare? E qui mi si presenta un bivio, diciamo così, la strada gialla e la strada bianca. Cioè posso pensare o di prenderle tutte le possibili coppie, oppure decidere che c'è una sola misura che faccia da denominatore a tutte le altre. Entrambe queste strade hanno dei problemi, ok? La strada gialla, prenderle tutte, ci porta dove? Ci porta a questo calcolo, perché se io ho 190 distanze e voglio calcolare la proporzione tra tutte e 190, quindi tra ogni coppia possibile, vengono fuori all'interno del singolo pesce 17.955 proporzioni.
sono tante. Se poi ho 20 pesci mi vengono fuori 359.100 numeri da gestire, solo per 20 pesci con 20 puntini sopra. Diventa un po' ingestibile. La seconda strada era quella bianca che diceva possiamo decidere che una sola misura rappresenta il denominatore di tutte le altre e quindi dire dividiamo tutto per la lunghezza del pesce oppure dividiamo o altro non verranno espressi al meglio perché saranno viziati da questa mia scelta iniziale di dividere tutto per la lunghezza. Okay? Quindi è una scelta arbitraria che lascia indietro un po' dell'informazione. E quindi la morfometria classica, che viene molto usata ancora adesso, è stata usata per tanti anni e viene molto usata, ha comunque alcuni problemi. E quindi ci può essere, diciamo, un qualcosa di diverso che ci aiuta a descrivere comunque la forma del pesce, soprattutto dei landmark che ho deciso di considerare, e che non lascia indietro informazioni e che mi dà più possibilità, ok? E questa tecnica si chiama morfometria geometrica, non più classica ma geometrica. Okay, è stata inventata tra gli anni 80 e 90 del secolo scorso da Bookstein, che adesso è un professore emerito all'Università di Washington e che si occupa di evoluzione, anatomia e statistica. Ma in realtà, diciamo, lui è proprio quello che ha messo insieme tutto quanto, perché un po' di avvisaglie, diciamo, di ragionamenti che portavano in questa direzione sono precedenti. E poi un sacco di persone dopo si sono occupate di renderla più fattibile anche utilizzando tecnologie sempre più, diciamo, utilizzabili, computer sempre più potenti, software sempre più potenti. Infatti tutto quello che vedremo si può fare non sulla carta, diciamo, facendo i calcoli a mano, ma utilizzando dei software adatti. Quindi vediamo in che cosa consiste la morfometria geometrica, perché è semplice da un lato, però risolve tantissimi problemi. L'idea è questa: noi avevamo i landmark sul nostro pesce. Avevamo detto che se misuriamo tutte le distanze sono tante coppie di distanze da misurare, poi i rapporti e così via. L'idea è quella di mettere questi landmark, di considerarli intanto tutti insieme, come se fossero una costellazione che viaggia sempre tutta insieme, quindi non le singole misure ma l'insieme dei punti, e di metterli su un piano cartesiano. Se io li metto su un piano cartesiano, che cosa ottengo? Che di fatto per descrivere questa costellazione di landmark, che sono 20, mi basteranno 40 numeri, perché di fatto per ognuno dei punti avrò le due coordinate x, y, e quindi di fatto con 40 numeri avrò descritto l'intera forma e non avrò dovuto scegliere in modo arbitrario un landmark importante o una distanza importante che faccia da denominatore alle altre, avrò tutta la mia informazione. E quindi 20 coordinate, 20 landmark e 40 coordinate. Ma descrivono l'intera forma, non ho dovuto fare scelte particolari e però sono molto più gestibili. È chiaro che se voglio confrontare organismi diversi, occorrerà che io renda queste coordinate, queste 40 coordinate per ognuno dei pesci o dei miei oggetti, confrontabili. E non lo sono da subito, perché, come abbiamo detto prima, dipenderanno intanto dalle dimensioni dell'animale. Poi per esempio se io scatto delle fotografie, come queste sono solo disegni ma volevano simulare, diciamo, delle foto, potrei prenderle non dritte, potrei prenderle da lontano, da vicino, comunque i pesci stessi possono avere dimensioni diverse. E le dimensioni abbiamo detto che non mi interessano perché io voglio studiare la forma di questi organismi. Allora, come posso fare a rendere effettivamente queste costellazioni di punti confrontabili le une con le altre? No? Come rendo i landmark di pesci diversi confrontabili? E qui dobbiamo fare un passo nella mitologia. Nella mitologia greca c'è una figura che è quella di Procuste, che era praticamente un brigante che aggrediva i viandanti, li metteva su una specie di tavolo e se erano troppo corti, più corti del tavolo, del letto che aveva, li stirava e se erano troppo lunghi li amputava, quindi non una bella persona, diciamo, che poi ha fatto una fine brutta.
ma questa figura è stata scelta per chiamare, diciamo in questo modo, chiamarla sovrapposizione di Procuste, tutta un'operazione matematica che noi possiamo fare sui punti, sui landmark e sulle loro coordinate per renderli confrontabili. Ed è semplice da pensare. Ok? Per vedere in che cosa consiste la sovrapposizione di Procuste, ci togliamo un attimo dall'esempio pesci e andiamo su delle forme più semplici, per esempio questi 3 triangoli. Lo vedo già che non hanno la stessa forma, ad ogni modo cerchiamo di quantificare quanto sono diversi. Ok? Sono 3 triangoli, hanno 3 landmark, che sarebbero i 3 vertici, e li ho chiamati 1, 2, 3, e questo è il nome del landmark. Consideriamo che noi vogliamo confrontare il landmark 1 di ogni triangolo con il landmark 1 degli altri triangoli, e così via. La sovrapposizione di Procuste praticamente si vede in 4 passi. Il primo passo è trovare un centroide, cioè in ognuno dei triangoli io trovo un punto che ha le coordinate medie di tutti i landmark, in questo caso dei 3 vertici. E quindi in ognuno posso fare un calcolo matematico anche semplice dove trovo le coordinate medie. Così ho il centroide dei miei 3 triangoli, dei miei 3 oggetti che voglio confrontare. La seconda operazione è metterli sullo stesso piano cartesiano e traslarli in modo da far combaciare i centroidi. Ok? Quindi li trascino, a questo punto non ho cambiato la dimensione, non ho cambiato la forma, non ho cambiato nulla, neanche l'orientamento, ma li ho solo fatti combaciare, il centroide combacia. A questo punto c'è un terzo step. Il terzo step è il ridimensionamento. Come faccio a ridimensionarli? Praticamente io calcolo le distanze medie dei diversi landmark di ogni triangolo dal suo centroide e le rendo tutte uguali. Quindi ne tengo uno fermo fondamentalmente e gli altri li ridimensiono in modo che le distanze dei 3 vertici dal centroide siano uguali alle distanze dei 3 vertici dal centroide dell'altro triangolo, e così anche nel terzo. Quindi li ridimensiono. Ridimensionando questa cosa che viene chiamata dimensione del centroide, ho eliminato le differenze di dimensione e quindi potrò osservare solo le dimensioni di forma dei triangoli senza più considerare che in partenza uno era più piccolo degli altri fondamentalmente. Ma ancora non è finita, perché ci deve essere il quarto step, che è la rotazione, nel senso che io devo cercare di far combaciare il più possibile tutti i vertici di numero 1 tra loro, tutti quelli di numero 2 e tutti quelli di numero 3. E quindi quello che posso fare è questo: le forme vengono ruotate, non tutte, una viene tenuta ferma, le altre vengono ruotate sopra, in modo da far combaciare il più possibile i vertici. È chiaro che non combaceranno se le forme erano diverse in origine, però li devo portare a essere il più vicine possibili. Ok? Che cosa possiamo dire? In realtà io potrei ruotare il triangolo blu in modo da renderlo più simile agli altri, e lo vediamo per esempio qui. Ma è una cosa che non posso fare in morfometria geometrica, cioè se noi guardiamo, non so se sto davanti, comunque l'immagine qua sulla destra, effettivamente lì, grazie, ho diciamo reso più vicini i vertici tra loro, quindi di fatto sembra che il triangolo azzurro sia un po' più simile agli altri. Però questa è una cosa che potrebbe andare bene in geometria, ma nella morfometria geometrica non va bene, perché io devo ottenere i numeri uguali, cioè devo cercare di far combaciare, torniamo un attimo all'esempio di prima dei pesci, i punti omologhi, ok? E questo lo possiamo capire meglio guardando questo disegno brutto, in cui abbiamo 2 figure piane la cui forma è identica, ma se gli animali sono questi 2 animali hanno una forma molto diversa in realtà. Cioè io possono avere la forma uguale, ma se devo confrontare il muso col muso e la coda con la coda non sono più identici. Questo è il senso. Quindi non posso ruotare arbitrariamente le mie forme finché non combaciano il più possibile, devo comunque considerare che devo cercare di far combaciare i landmark che indicano la stessa struttura anatomica. E infatti quindi questa cosa non va bene, e quella che devo tenere è quella dove ho cercato di far andare il più vicino possibile i landmark con lo stesso numero. A questo punto posso anche un attimino eliminare i triangoli e guardare i punti che mi sono rimasti, e di fatto ho quantificato
quantificare queste distanze, quindi posso dire il triangolo azzurro è diverso il 40% in più da quello giallo rispetto a quello viola, ok? Perché posso davvero prendere le misure e quindi quantificare le differenze di forma. E addirittura posso anche dire che probabilmente delle 3 zone del triangolo, la zona 1, la zona 2 e la zona 3, la zona 2 è la più variabile, perché i landmark sono più sparpagliati. Ok? Quindi a questo punto possiamo tornare ai nostri pesci e pensare di fare la sovrapposizione di Procuste sui 20 landmark dei 20 pesci. E quello che ottengo è questo. All'inizio non è molto comprensibile. Qui ogni colore rappresenta un pesce e io ho 400 puntini perché sono 20 punti per 20 pesci. Quindi che cosa posso vedere? Non è tanto comprensibile, sembrano un po' dei coriandoli. Ma se io invece i colori li vado ad attribuire non al pesce ma bensì al landmark, ottengo una cosa un pochino più interessante. Per esempio si può vedere che ognuno dei landmark ha praticamente una nuvoletta di punti perché corrisponde, diciamo, per esempio questa nuvola verde acqua rappresenta tutti i puntini dati dal landmark numero 11, cioè quello in basso nella coda del pesce, per tutti i pesci, ok? E per esempio invece quell'altra azzurro un po' più scuro appena più avanti sarà la nuvoletta del landmark 12 o del 13, quella ancora più avanti. Beh, intanto che cosa posso vedere? Posso già iniziare a vedere delle cose, per esempio le nuvolette non hanno tutte la stessa dimensione, certi landmark sono più sparpagliati di altri e quindi per esempio potrò dire che la forma della coda e in particolare i landmark 9, 10 e 11 che mi descrivono l'andamento della coda, siccome hanno le nuvolette di punti più ampie, sarà la regione dei miei pesci più varia e posso quantificare quanto è più varia rispetto magari all'occhio dove la nuvola è molto più piccola, quindi gli occhi sono più costanti come forma e la coda è più variabile e questo mi viene solo dall'averle sovrapposti i miei landmark in questo modo. A questo punto, dopo che io ho fatto la sovrapposizione di Procuste, ottengo dei dataset multivariati, cioè io ho i miei pesci, per esempio i miei 20 pesci, e ognuno sarà accompagnato da 40 numeri, che sono le 40 coordinate dei landmark, e saranno dei dati. Okay? Dei dati numerici che io posso confrontare perché dopo che ho fatto la Procuste li posso effettivamente confrontare e quindi tutti i metodi statistici che analizzano dataset multivariati possono essere applicati. Posso fare della statistica per vedere se clusterizzano diversamente, se certi pesci sono statisticamente diversi da altri pesci, per esempio vedere se un genere è diverso da un altro, una specie è diversa da un'altra, vedendo i vari esemplari e quindi posso fare della statistica. Ora ovviamente vedere la statistica non è proprio il nostro intento, però tra le varie cose che si possono fare e che prendiamo in modo un po' così empirico c'è l'analisi delle componenti principali, si fa spesso in questi casi di morfometria geometrica. L'analisi delle componenti principali cosa fa? Prende un dataset multivariato, ho 40 numeri, non li posso graficare, è difficile vederli tutti insieme e matematicamente capisce quali sono le variabili di questi 40 che variano maggiormente nel mio dataset e di fatto mi ricalcola delle coordinate nuove che rendono visibile le maggiori differenze all'interno delle mie forme, ok? Quindi vengono ricalcolate coordinate nuove e le posso graficare su un piano cartesiano nuovamente e posso anche vedere quali sono tra i miei dati, in questo caso tra le mie coordinate dei landmark, quelle che maggiormente guidano le variazioni di forma tra i miei pesci. È più facile forse vederlo che raccontarlo. Quello che si ottiene è un morfospazio. Questo non c'entra con quello di prima, i puntini che stiamo vedendo adesso non sono più la coda, la testa, l'occhio, ma sono i singoli pesci. Quindi di fatto sono messi in un piano che con questo nome evocativo viene chiamato morfospazio, dove di fatto in certe regioni del piano avrò pesci con una certa forma e in altre regioni del piano avrò pesci con un'altra forma. Ok? E quanta informazione è portata da questa analisi delle componenti principali è data dalle percentuali che sono scritte sui due assi e quindi sto vedendo una buona percentuale di varianza della mia forma e praticamente quindi che cosa posso dire? I puntini vicini rappresenteranno pesci che sono quasi identici come forma, mentre i punti lontani pesci che sono molto diversi. Per cercare di immaginare che cosa si intende per morfospazio e quali forme sono là in basso a sinistra e quali forme sono qua nella parte destra del piano, ho riunito, diciamo così, i puntini più estremi con i veri pesci. E quindi ho ottenuto questo. E di fatto che cosa è venuto fuori? Che nella parte
destra del piano ci sono soprattutto pesci con la coda con 2 lobi, mentre di là ci sono pesci soprattutto con la coda tonda. In basso ci sono pesci più tozzi e in alto pesci più affusolati. Le maggiori differenze alla fine erano su queste caratteristiche, però di fatto non l'ho deciso io, è quantificato e posso proprio dire di quanto i singoli pesci sono simili o diversi e posso fare delle analisi statistiche sui cluster che si vanno a formare. Inoltre, come vi dicevo, mi dice anche quali sono i landmark che maggiormente hanno influenzato la forma. Per esempio qui posso vedere che andando dalla parte sinistra alla parte destra del piano, i landmark che si muovono di più nel mio morfospazio sono proprio quelli della coda, che da una coda tondeggiante andiamo verso la coda bilobata, perché i punti hanno un vettore molto lungo che mi dice andando in là questi landmark si spostano indietro nel pesce, mentre quello centrale si sposta avanti e quindi la coda diventa bilobata. E quindi per decidere, diciamo così, chi mettere da una parte e dall'altra, a destra e a sinistra del piano, è stata soprattutto i punti che hanno maggiormente influenzato sono stati quelli della coda e soprattutto la loro coordinata x, cioè quanto andavano indietro o avanti, mentre altri punti si muovevano un pochino ma il vettore è molto più corto, quindi hanno influenzato di meno il piano. E dall'altra parte abbiamo quanto viene influenzato, diciamo, la forma andando dalla parte bassa del piano alla parte alta, e lì vediamo che i landmark che si muovono maggiormente, quelli col vettore più lungo, sono quelli della schiena e della pancia, infatti andiamo da pesci più tozzi a pesci più affusolati, ma è tutto di nuovo qualitativamente visibile ma anche quantitativamente misurabile e quindi posso fare una statistica anche su questo, ok? Una volta che io faccio questo tipo di statistica posso fare diciamo delle analisi che altrimenti qualitativamente non avrei potuto fare, e quindi ad esempio posso vedere se la forma dei pesci, che adesso è diventata un insieme di numeri e non più qualcosa di qualitativo, è correlata per esempio ad altre variabili. La forma per esempio è correlata alle loro velocità massime di nuoto. Ho la forma che mi è data dai numeri che sono quelli del dataset multivariato che abbiamo detto prima, quindi le coordinate dei landmark, ho la velocità massima, posso vedere se queste cose variano insieme. Magari l'intera forma o magari solo alcuni dei landmark, quindi solo una parte della forma varia insieme alla velocità massima. Magari la coda più grande in proporzione al resto del corpo mi dice che questo pesce nuoterà più veloce oppure no, dipende. E poi abbiamo altre domande, per esempio non sui pesci, grazie. La forma della mandibola nei mammiferi è correlata con una dieta erbivora o carnivora. Questa è una variabile non numerica ma discreta, cioè erbivori, carnivori. Cosa faccio? Posso fare la morfometria geometrica sulla mandibola di diversi mammiferi e poi cercare di vedere se statisticamente i due gruppi differiscono, o proprio i numeri. Oppure magari differiscono non per la forma intera della mandibola, ma solo per la regione che ospita i molari, per esempio, per la masticazione, e questo lo posso quantificare numericamente. Oltre a vedere le correlazioni con altre variabili, posso anche vedere la correlazione con l'evoluzione, perché l'evoluzione comunque la trattiamo in modo numerico. Noi abbiamo degli alberi filogenetici che ci fanno vedere quanto le specie sono più imparentate tra loro o meno imparentate, quindi quanta strada in comune hanno nella storia evolutiva o quanta meno storia hanno in comune, e quindi anche questi sono numeri di fatto, la trattiamo quantitativamente, e quindi posso farmi delle domande del tipo: in un certo gruppo di animali le specie più strettamente imparentate sono anche anatomicamente più simili, la forma è più simile, e quindi questo è qualcosa che posso valutare matematicamente. Ok? C'è ancora qualche cosa che possiamo dire prima di vedere un paio di esempi pratici. In alcuni casi è difficile trovare i landmark. Okay? Per esempio questa è un'immagine che ho preso da un lavoro del 2016, del 2021, dove cercavano di confrontare la forma di alcuni molari di primati. Okay? E 4 landmark erano facilmente riconoscibili perché il dente ha proprio 4 cuspidi che sono sempre riconoscibili anche in specie diverse, quindi era semplice. Ma tutto il contorno del dente, visto da sopra, stiamo vedendo la parte occlusale del dente, quindi la superficie che guarda verso l'altra arcata, tutto il contorno del dente non ha dei punti di riferimento come quelli che abbiamo detto prima. Per avere dei landmark io devo avere dei punti di riferimento anatomici chiari, e qui non ci sono, è solo un contorno. Allora quello che si può fare, ci si può mettere una pezza, diciamo così, e cioè si può
disegnare la curva del contorno e definire il fatto che se non ho dei landmark omologhi tra un dente e l'altro, tuttavia questa curva sarà omologa, cioè il contorno del dente 1 è omologo al contorno del dente 2. Ok? Quindi se non è omologo il punto, è omologa la curva che io posso disegnare. Allora a questo punto che cosa posso fare? Posso andare a mettere su questa curva dei punti equidistanti che vengono definiti semi-landmark e li mette il software. Io posso dire di metterne tanti, se la curva è molto frastagliata ne metterò tanti così che sia descritta meglio. Se la curva è più semplice posso metterne anche meno, però devono essere equidistanti. E poi verranno buttati, diciamo così, nella sovrapposizione di Procuste, così come i landmark veri e propri. Chiaramente però verranno pesati di meno, cioè per fare la sovrapposizione di Procuste, quindi tutto quel gioco dell'allineamento, eccetera, i landmark peseranno molto più dei semi-landmark e quindi avrò modo comunque di portare dietro un'informazione anche di curve che non hanno dei punti omologhi e che comunque andranno a pesare un pochino nell'analisi della mia forma, e quindi anche in forme che non hanno tanti landmark riconoscibili posso comunque fare qualcosa e applicare comunque questo metodo. E l'ultima parte, diciamo, veramente metodologica è questa, cioè finora abbiamo parlato di figure piane e anche questi erano pesci in teoria reali, però fotografati in modo da essere considerati come figure piane, ma in realtà l'intera tecnica può essere fatta anche su oggetti tridimensionali veri e propri, che quindi devono essere scansionati in qualche modo per essere resi digitalmente, diciamo, tridimensionali, e io posso semplicemente andare a posizionare non più su una fotografia ma su un oggetto tridimensionale virtuale i miei landmark dove penso di metterli, e invece di fare delle curve per i semi landmark posso fare delle superfici dove io dico questa superficie omologa a quest'altra, metti pure i semi landmark tutti equidistanti. E quindi di fatto lo posso fare. Che cosa cambia? Ai fini dei calcoli semplicemente che per ognuno dei landmark invece di avere 2 coordinate ne avrò 3. Però le operazioni sono identiche, quindi la Procuste viene fatta uguale, si calcola il centroide nello spazio, a quel punto non più nel piano, si fa combaciare, si ridimensiona, si ruota finché tutto non combacia abbastanza e poi si traggono le conclusioni. Questo per esempio è un lavoro del 23 dove confrontavano il cranio di umano di maschi e femmine, adesso non ricordo di quale popolazione, e di fatto alla fine avevano una PCA che ci faceva vedere il morfospazio dei crani umani e ci diceva in gran parte sono sovrapposti, ma c'è una regione prettamente femminile, diciamo una regione prettamente maschile, per così dire. E quindi questo è un modo di utilizzare, diciamo, questo tipo di tecnica. A questo punto vi volevo raccontare brevemente 2 esempi di come ho usato, come sto usando, come sto cercando di usare io questa tecnica in laboratorio. Il primo non riguarda i pesci, perché studio i pesci da tantissimo tempo, ma molto recentemente c'è un giovane ricercatore nel mio laboratorio che ha un assegno di ricerca, si chiama Giacomo Rosa. Lui in realtà è un biologo diciamo esperto di anfibi, è un erpetologo, e in particolare studia anfibi urodeli, quindi quelli con le zampe come le salamandre e i tritoni, e di fatto abbiamo cercato di vedere se la forma delle zampe, in realtà il lavoro è un po' più ampio di quello che vi presento, ad ogni modo la forma delle zampe, la lunghezza relativa delle zampe, ma anche proprio la forma della mano e del piede potessero cambiare a seconda degli adattamenti ai diversi ambienti, perché queste specie possono essere acquatiche o terrestri o semiacquatiche o arboricole o fossorie, quindi vivere infossate, oppure alle strategie riproduttive, quindi sviluppo diretto, vorrebbe dire che dall'uovo nasce direttamente l'organismo simile a un adulto, se no stadio larvale, fecondazione interno-esterna, e quindi abbiamo un po' giocato con queste variabili per vedere se la forma delle zampe potesse in qualche modo variare. E queste sono un po' di foto di piedini in realtà di questi animali, e abbiamo analizzato 143 specie diverse di urodeli, abbiamo posizionato sulle zampe 5 landmark, 37 semi-landmark su ognuna delle zampine posteriori. Per ora abbiamo dei risultati preliminari che ci dicono che cosa? Intanto che la forma delle zampe posteriori dipende da driver multipli, cioè ci sono tante cose che diciamo vanno a modificare, a determinare la forma di queste zampe, perché un po' dipende dalla filogenesi, quindi dall'evoluzione, quindi da chi
sono imparentati, con chi sono imparentate le diverse specie, quindi i parenti più stretti hanno zampe più simili in qualche modo, ma non è totalmente così, perché in realtà in parte dipende anche da altre cose, dall'ambiente, in parte dalla dimensione complessiva dell'organismo, quindi da quanto sono grosse queste salamandre, e anche dalla presenza di uno stadio larvale o meno. Quindi in realtà non c'è una forma ideale, abbiamo visto per ogni ecologia, ma ci sono delle traiettorie distinte che noi possiamo andare a vedere. Quindi diciamo è ancora abbastanza complicato. Una cosa carina che abbiamo visto è che ci sono dei moduli. Che cosa vuol dire modulo? Vuol dire che ci sono delle parti della forma della zampa che evolvono più facilmente rispetto ad altre. Quindi per esempio il terzo e il quarto dito della zampa sono più mobili rispetto agli altri, non mobili all'interno della zampa, ma mobili nell'evoluzione, cioè variano di più. Okay? E quindi la zampa non si muove evolutivamente tutta insieme, ma ci sono delle parti che variano più facilmente, e questo può essere interessante, ci si può fare anche dei ragionamenti legati allo sviluppo embrionale o ad altre cose. Invece un altro esempio più legato alle mie cose riguarda gli squali, i pesci cartilaginei, e in particolare abbiamo fatto questo studio per vedere quanto variava la forma del muso e delle aperture ventrali sul muso degli squali, appunto negli squali. Le aperture ventrali sarebbero le aperture che si vedono guardando il pesce da sotto, e sono in particolare la bocca e le trova nella cavità nasale, e inizialmente si pensava che questa forma così complessa dell'organo olfattivo derivasse dalla necessità di ampliare la superficie olfattiva. È vero, ma non sembra che la verità sia tutta lì, nel senso che probabilmente questa forma complessa serve anche per ottimizzare lo scorrimento dell'acqua sulla superficie sensoriale, cioè l'acqua arriva con una certa pressione, entra dalle narici, questo dipende un po' da come nuota l'animale, un po' dalla forma del muso, un po' dalla forma della bocca, dalla vicinanza della bocca alle narici e da tanti fattori. L'acqua entra e deve stare a contatto con l'epitelio olfattivo per un tempo giusto. Se ci sta troppo tempo non c'è ricambio, l'acqua stagna all'interno della narice e quindi di fatto il sistema olfattivo non è poi così efficiente. Mentre se ci sta troppo poco tempo, non c'è il tempo sufficiente per le molecole odorose di entrare a contatto con i recettori olfattivi veri e propri. Quindi pensiamo che la forma dell'organo olfattivo funzione di come l'acqua entra all'interno delle narici, e per questo ci siamo lanciati un po' in questo lavoro di studiare come variava la forma e la posizione delle narici all'interno del muso, la forma del muso, la forma della bocca, per cercare di vedere se poi ci fosse qualche correlazione tra questi aspetti e la forma dell'organo olfattivo interno. Abbiamo analizzato più di 400 specie, abbiamo messo 12 landmark, 60 semi-landmark sul muso, sulla bocca, e di fatto abbiamo avuto un po' di risultati. Il risultato principale è stato che la forma di queste parti dello squalo è praticamente quasi sempre data dalla storia evolutiva, cioè gli squali più imparentati tra loro sono i più simili, quasi sempre, okay? Indipendentemente dall'ambiente in cui vivono, dallo stile di vita e da tante altre cose. Quindi c'è un forte segnale evolutivo nella forma di questi animali. Tra l'altro la maggior parte di loro si somiglia tanto effettivamente, vista da sotto. Abbiamo confrontato l'habitat, le dimensioni del pesce in assolute, il modo di nuotare, la velocità massima di nuoto, che può essere importante per l'entrata dell'acqua, e tutte influenzano la forma, ma solo in minima parte. In gran parte è una questione evolutiva, quindi di parentela. Si può vedere un pochettino di qua dove c'è di nuovo un morfospazio, quindi un'analisi delle componenti principali dei nostri più di 400 squali, e si vede che intanto in gran parte tutti i gruppi stanno nella parte centrale del morfospazio e sono in parte sovrapposti, proprio a indicare che non è che variano tantissimo. C'è qualche gruppetto agli estremi, poi di uno parleremo tra poco, però la maggior parte delle specie sta nella parte centrale, tutti un po' insieme, perché sono tutti un po' simili. Però se guardiamo i colori che rappresentano gruppi
squali diversi, quindi parentele diverse, le possiamo vedere nell'albero filogenetico dove i colori sono riportati, sono uguali, quindi i punti rossi rappresentano un grosso gruppo di squali più strettamente imparentati tra loro rispetto a quelli azzurri, a quelli viola, a quelli verde chiaro e così via. Se si guardano, effettivamente si vede anche che oltre a stare un po' tutti raggruppati insieme, sono anche un po' suddivisi per colore, cioè i diversi colori tendono a raggruppare, a clusterizzare tra loro. Questo ad indicare che si tende a essere più simili, diciamo, alle specie più imparentate. E però abbiamo detto prima che quasi tutti seguono questa regola, ok? Perché in realtà abbiamo trovato una zona molto interessante nel nostro morfospazio, ed è quella indicata dalla freccia blu, che ci fa vedere come ci sono gli squali angelo e gli squali tappeto che filogeneticamente sono molto lontani tra loro, stanno proprio agli opposti, e che in realtà occupano praticamente la stessa parte del morfospazio, quindi hanno la forma del muso, della bocca e delle narici piuttosto simili tra loro. Potrebbe essere una convergenza evolutiva, ma non è automatico, cioè quando specie lontane filogeneticamente, quindi non imparentate tra loro, hanno una forma simile, non è automatico che sia una convergenza, perché potrebbe essere casualità. E quindi che cosa abbiamo dovuto fare per dimostrare che era davvero una convergenza? Fare delle simulazioni, cioè si prendono gli squali più vicini agli squali angelo e quelli più vicini agli squali tappeto, si vedono le forme dei loro veri parenti stretti e si fanno delle simulazioni, 999 simulazioni abbiamo fatto, per vedere quanto in modo casuale l'evoluzione potrebbe portare da quelle forme a una forma combaciante, quindi in modo casuale, dai loro parenti ai loro parenti, come si può arrivare casualmente ad avere la stessa forma? Ed è venuto fuori che è molto improbabile, cioè non succede praticamente mai in queste simulazioni. E quindi questo è un indizio per dire effettivamente è una convergenza evolutiva, cioè non solo una somiglianza data dall'avvicinamento alla stessa regione del morfospazio, ma non casuale, diciamo, ma data da una spinta evolutiva di qualche tipo. E infatti se noi guardiamo gli squali tappeto e gli squali angelo, si somigliano anche perché di fatto hanno una caratteristica fondamentale molto diversa dalla maggior parte degli squali, cioè invece di andare a caccia stanno fermi sul fondo e si mimetizzano e aspettano fino all'ultimo per fare l'agguato all'animale che si avvicina, quindi di fatto hanno delle caratteristiche, la bocca è molto più anteriore e cose di questo tipo, proprio per avere questo comportamento particolare che non è propriamente tipico della maggior parte degli squali. E quindi questo è qualcosa che abbiamo visto, c'è qualche lavoro che parla della somiglianza, dell'ecologia di questi due animali, ma il nostro è un primo lavoro che parla proprio di convergenza, diciamo, statisticamente provata. Poi un altro risultato principale è stato che effettivamente con un sistema olfattivo più complesso si ha la testa più larga e dobbiamo ancora un po' lavorare su questo. L'esempio più eclatante è quello degli squali martello, la testa è larghissima e l'organo olfattivo è complessissimo, dobbiamo ancora un pochino lavorarci, però qualche segnale c'è che ci porta a dire che effettivamente la forma dell'organo olfattivo va di pari passo con la forma della testa, ma dobbiamo ancora un po' vedere su questo, che era la cosa che mi interessava di più ed è la più difficile forse di cui parlare. E l'ultimissima è che le diverse parti, muso, bocca e narici, non sono indipendenti tra loro, cioè sono tre moduli che però covariano tanto, cioè in certi organismi noi abbiamo delle parti che possono variare indipendentemente dal resto del corpo e invece e quindi c'è una forte modularità, invece in altri casi non c'è questo e noi siamo nel caso in cui è tutto piuttosto vincolato, quindi sono dei moduli che però variano insieme. La bocca è la meno vincolata agli altri blocchi, ma comunque sono molto vincolati. E con questo in realtà io avrei concluso anche gli esempi, diciamo, di utilizzo della morfometria geometrica nel mio laboratorio, e se ci sono domande spero di non avervi, insomma, annoiato troppo. Grazie per questa interessante relazione che mi ricorda un po' i dati di Cuvier, la Fondazione dell'Anatomia Comparata. Lui non usava Landmark, però metteva insieme da un punto di vista sistematico o morfologico e diceva questi sono di questo gruppo, questi di questa specie. Qui siamo un passo avanti, più avanti, e sicuramente da questi studi possiamo avere delle indicazioni. Un'altra cosa che mi ha colpito è la pinna caudale.
L'evoluzione della pinna caudale, quindi la posizione di questi punti, è estremamente legata alle diverse linee evolutive dei pesci, quindi la coda omocerca, la coda eterocerca e così via. E quindi studiando questi landmark noi possiamo avere appunto un'idea di come si sono evoluti i primi pesci, il gruppo dei pesci in generale, non solo pesci ossei o pesci cartilagini. Bene, ci sono domande da parte del pubblico? Curiosità? Prego. Senti, ho visto uno degli ultimi grafici fatto vedere che sulla destra c'era lo squalo balena, no? Che la bestia così apparentemente per noi profani veramente molto diversa da tutti gli altri, ecco. Però lì sembra che ci siano delle somiglianze con qualcosa, con chi per esempio? Le somiglianze sono proprio con gli squali tappeto, di cui è strettamente avendo una imparentato. forma È completamente diverso, anche lui è atipico come tipo di squalo, come alimentazione, perché di fatto è un filtratore, quindi in realtà e pertanto diciamo per lui vale il discorso di essere più simile alle specie più vicine filogeneticamente, ai suoi parenti più stretti, e questa forma funziona bene per gli squali tappeto e funziona bene anche per lui, che in realtà va in giro filtrando, quindi apre la bocca e con queste dimensioni enormi che si ritrova rispetto agli altri. Esatto, quindi è interessante vedere come in questo caso è la filogenesi, e per combinazione forse è andata comunque bene per entrambi i tipi un po' strani di alimentazione, di caccia, diciamo così, di questi. Grazie. Allora, innanzitutto grazie per la presentazione, molto interessante, molto bella. Volevo sapere del professore che mi sembra negli anni '80 ha dato l'avvio, diciamo, a questo, diciamo, ecco, scusi, era un matematico, era un geometra, cos'era? In realtà no, era un biologo, però anche interessato alla statistica e alla matematica, e quindi è riuscito per questo motivo. Infatti in realtà la sovrapposizione di Procuste come metodo nasce nella matematica per sovrapporre matrici. Usciamo un po' dalla mia competenza, però esisteva già come concetto, non l'ha inventato lui di chiamarlo Procuste, tra l'altro. Lui ha avuto l'idea di applicarlo a dei punti, a dei landmark anatomici, diciamo così. E quindi in realtà è biologo, perché in realtà è biologo, ma appassionato comunque di statistica, ha avuto la fortuna, diciamo così, di incrociare le due cose. Ok, grazie. Grazie. Sì. Grazie davvero professoressa, è stata davvero molto molto interessante. Grazie. A proposito di questa moda, chiamiamola, dell'intelligenza artificiale, può aiutare, può non aiutare, o meglio, ci sono dei meccanismi che possono indurre l'intelligenza artificiale, diciamo, in fallo? Perché una bellissimo esempio che ha fatto era quello Muso Coda, che lì secondo me può essere proprio l'esempio in cui... Sì. Oppure ecco, dove può aiutare, dove invece è ancora abbastanza fallace? Può aiutare effettivamente infatti stiamo pensandoci effettivamente nel fare quella parte ripetitiva di fare per esempio i contorni, perché mettere i landmark di solito è un'operazione abbastanza veloce, ma se devo mettere i semi landmark e devo fare i contorni, farli a mano è molto dispendioso in termini di tempo, e quindi per quello può aiutare, però sicuramente per il momento, almeno per quello che vedo io, deve essere molto guidata dall'osservatore, perché gli vanno fornite le immagini già magari orientate tutte nello stesso modo e poi va controllata. Sicuramente arriveremo a punti in cui probabilmente riuscirà a prendere delle immagini e a capire anche quali punti vanno confrontati con quale. Al momento non è così, noi stiamo solo valutando la possibilità di farci aiutare nelle operazioni molto ripetitive tutte uguali. Però effettivamente è interessante perché di fatto potrebbe quasi un'intelligenza artificiale abbastanza ben addestrata, magari su un certo tipo di struttura, fare quasi tutto da sola, cioè non avere più, cioè ti do le foto e tu fai tutto. Questo potrebbe arrivarci effettivamente, forse è già in grado, ma io non sono capace. Forse è più bravo un bambino di 2 anni. Forse sì, comunque sì.
comunque abbiamo un occhio un po' diverso. Ecco. Infatti fino a un po' di tempo fa, per capire se eravamo dei robot o delle persone, mettevano quelle fotografie tipo trova il semaforo, perché eravamo comunque molto più bravi. Adesso non usa molto più perché probabilmente insomma ci riescono anche i computer. Ci sono altre domande? Altre curiosità? No? Un altro rapporto che si può dedurre dalla posizione di questi Renmar, che è quello tra crescita e forma, no? Sì, l'allometria. Famosa. Sì, assolutamente, assolutamente, perché adesso ho fatto vedere tutti esempi forse in cui si confrontavano specie diverse, ma in realtà molto spesso può essere usata, viene usata per confrontare stadi diciamo diversi di crescita e quindi vedere come varia la forma durante l'accrescimento, quando c'è una crescita allometrica per cui alcune parti della forma crescono diversamente da altre. Quindi potrei in realtà fare la stessa analisi su organismi tutti della stessa specie ma di età diverse e vedere come cambiano di fatto. Infatti questi studi, questi meccanismi come l'allometria sono alla base anche degli studi evolutivi. Già Darwin aveva cominciato a usare fare questi confronti. Ma infatti penso che la tecnica si è sviluppata tanto adesso perché abbiamo i computer e possiamo processare tanti dati velocemente, i calcoli li fanno loro, però di fatto avvisaglie ce n'erano già in passato, addirittura c'era Thomson a cavallo degli anni, diciamo tra l'800 e il 900, nei primissimi anni del 900, disegnava quelle griglie su diversi organismi, sui pesci, che poi è quello che ha ispirato la prima slide, disegnava queste griglie su diversi organismi, anche lì pesci, ma anche il carapace di granchi, e poi deformava le griglie e vedeva che otteneva dei nuovi organismi e che poi li ritrovava effettivamente, quindi vedeva che dopo aver deformato la griglia manualmente, diciamo in modo un po' artistico, ritrovava delle specie che effettivamente ricalcavano e quindi ipotizzava che la forma variasse secondo delle funzioni matematiche in qualche modo, solo che allora era una cosa quasi più artistica e poi invece in questo modo diciamo la questione è un po' la stessa, è una griglia che si deforma comunque, però si parte da punti di vista diversi. Okay. Bene, direi che se non ci sono altre domande ringraziamo la professoressa Sara Ferrando per questa relazione interessante e magari ci rivediamo per una prossima conferenza sull'evoluzione dei sistemi sensoriali e su come si distribuiscono, eccetera. Grazie ancora, grazie a voi. Grazie mille. Vi ricordo, se la trovo, che no, non ce l'ho, giovedì prossimo c'è un'altra conferenza, non c'ho il foglio, che trovate nell'elenco delle conferenze sul tavolo. Scusate, ma non ce l'ho scritta qua, grazie. Ecco, è una conferenza su uno spin-off sulle storie, che si chiama Antares. Che tu... Io non so, mi ricordo solo questo. Va bene, comunque ce l'ha il fondo. Grazie e buonasera a tutti. Grazie.